La biblioteca di Raffadali, il cui presidente è il letterato, storico e regista Enzo Alessi, si conferma mezzo di diffusione ed educazione alla cultura e alla lettura. Nei giorni scorsi, infatti, alcune scolaresche sono state condotte all'interno della stessa al fine di creare una relazione tra gli studenti ed i libri, fornire dunque loro informazioni e abituarli al ruolo fondamentale che hanno questi luoghi nei quali potranno trovare risposte alle loro domande e approfondimenti su tutti gli argomenti. Soddisfazione è stata espressa per questo dal presidente Enzo Alessi, che ha dichiarato: ecco il ruolo che deve avere una biblioteca: avvicinare i giovani, offrire loro occasioni di maggiori conoscenze. Il consigliere di amministrazione Maria Bruno, con grande capacità pedagogica, dice: porta i giovani in biblioteca, li fa appassionare ai libri, alla lettura, e con loro dialoga, collaborata dalla bibliotecaria Nada Morena, elemento prezioso per la funzionalità della biblioteca stessa. Come presidente conclude: sono orgoglioso di questi splendidi collaboratori e mi impegno a continuare gli incontri culturali.